Amici bellini, andiamo a bomba. Lo so, abbiate pazienza, mi sento in colpa, il mea culpa. Questa è stata la conferenza del mea culpa di Spalletti. Faccio anche io mea culpa perché quando non riesco a farvi un video al giorno mi sento in colpa. Cerchiamo di recuperare, non so questo quanto verrà a lungo. Cominciamo. Allora amici bellini, avete passato un buon San Patrizio? Voi vi direte, ma che cazzo che ce ne fotte? Lo so, però invece a New York è una festa importante, è una cosa che tutti gli irlandesi, praticamente è una scusa per bere dall'inizio della mattina fino alla sera e ci si fa male, ma io ho dovuto lavorare, quindi non c'è, mamma stai tranquilla, anzi ancora meno del solito, non è vero, ma comunque andiamo senza dubbio a lasciare dei like, lasciamo dei like per la conferenza di Spalletti, per il ritorno ai video e alla vigilia di questa partita che è una delle 9 storie. Allora ascoltate Manuel aspetta, fammi vedere, Di Giacomo, poi un nome importantissimo. Tra i nuovi iscritti iscrivetevi al canale se vi siete capitati, perché controllate che siete iscritti, controllate che siete rimasti abbonati, quegli abbonati eccetera eccetera, altrimenti andiamo in difficoltà in generale. Il che fare è tutto cose. 9 partite, allora 9 partite, che bello quando Spalletti, oltre al mea culpa che adesso vedremo durante tutta la conferenza, così, che bello avere delle conferme da Spalletti, no? Quando io vi dico delle cose e so che è difficile cambiare la mentalità generale, non dell'ambiente Napoli, ma in generale dell'ambiente calcio, perché la narrativa ci ha insegnato a ripetere a pappardella certe cose. Adesso sono tutte finali, per esempio, non sono finali perché esistono i diffidati e arriva pure la domanda sui diffidati. Bravi, ci si arriva, eh? Noi diamo i numeri, mano a mano le Sky li riporta. Insomma, hai visto qualcosa di diverso in questa settimana? Ho visto che sono dei professionisti che vogliono andare oltre, che cercano di capire dove manca qualcosa e andare oltre quello che è le proprie caratteristiche. Il carattere serve per ripetere il talento, perché è chiaro ragazzi, i giocatori sono talentuosi, hanno le capacità, se no non ci arrivi in Serie A, hanno le capacità di fare delle giocate eccetera eccetera. Dove sta la chiave? Sta nella continuità, è logico, no? Zielinski ha, faccio un esempio assurdo, Zielinski ha nelle sue capacità tecniche e anche fisiche di essere un giocatore top. Se tu lo fai tutti i giorni, allora sei top. Se ogni tanto stacchi la spina, sei top meno. Quindi questo è il ripetersi, è la cosa più importante. I tifosi ci credono di meno. Come mai? Come te lo spieghi? È vera questa cosa secondo me. Io nell'ambiente sì, siamo insomma contentissimi di stare lì, siamo vicino alla vetta. Io mi godo anche la distanza dal quinto posto, che mi fa stare un po' più tranquillo. Però perché Spalletti, te lo dico io, perché ne abbiamo viste di ogni e ci crediamo meno anche per quello. Però Spalletti dice: noi l'entusiasmo lo sentiamo fortissimo quando andiamo a fare le partite, ti devi fermare col pullman perché stanno sempre tutti addosso. Dice: nel mercato, Spalletti, bella questa risposta, non è che ci servono i tifosi, ecco, nel mercato non dobbiamo comprare tifosi, di tifosi ne abbiamo, quasi una cosa a dire, poi però il mercato sui giocatori invece la dobbiamo fare. Ma questa è una considerazione mia personale, sicuramente Spalletti non intendeva questo, non lo so. 9 storie, 9 avventure da vivere da protagonisti. Vivere da protagonisti queste 9 storie. Non sono 9 finali, non si fanno le 9 finali, e vi spiega poi dopo il perché. Perché già andiamo per ordine, se no non ci troviamo. Dobbiamo fare anche un pochino di ipotesi di formazione, questa volta è difficile. Beto dell'Ofeo, le insidie dell'Udinese. E ce la spiega facile Spalletti, le ripartenze, fanno questo blocco squadra e poi fanno ripartenze tutti insieme velocissime e sono pericolosi, quindi dobbiamo mantenere l'equilibrio. Spalletti ha lanciato un allarme di attenzione insomma ai contropiedi dell'Udinese, sono anche molto fisici, quindi attenzione ai calci piazzati, serve gestione della palla, equilibrio, testa nei piedi e piedi nella testa, sta roba lascia il tempo che trova, e poi gli si chiede delle percentuali scudetto, senza proprio peli sulla lingua.
È chiaro che quelle che stanno davanti devono avere proprio logicamente a livello proprio pratico qualche possibilità in più, perché il Milan ti sta avanti e perché l'Inter deve recuperare una partita, ma lui ci inserisce anche la Juve e dà un 25% di possibilità a tutti per valori generali. Vabbè, va bene anche così. Squadra che vince non si cambia, la domanda che gli fanno, non ci faccio molto caso a questa cosa qui, dobbiamo vedere sempre in settimana, perché poi ragazzi è chiaro che tu puoi avere delle idee, ma se poi in settimana qualcuno ti viene meno fisicamente, l'ultima notizia vuole un ass non disponibile, è logico che insomma devi riconsiderare tutta una serie di cose. Dice che questa volta Spalletti non ha dubbi e farà giocare 11 titolari, battuta, gli esterni che non fanno gol, e qua comincia un pochino il mea culpa, e dici dobbiamo essere bravi a palleggiare senza perderla, altrimenti poi becchi la ripartenza del blocco squadra se perdi palla lì nella zona della tre quarti, ma evidentemente non sono stato bravo io ad insegnare questo attacco alla profondità, si può fare di più, è lì che Spalletti individua la mancanza degli esterni anche in zona gol, e purtroppo così, non sono stato bravo io, colpa mia, dice. Il modulo verrà confermato, Zielinski, un modulo che Spalletti ce lo ricorda, grazie Luciano per non farmi dire stupidaggini, perché ve l'ho detto e ve l'ho spiegato bene, cambia pochino tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3, in questo caso ci ribadisce che questo modulo dovrà essere, fatemelo dire liquido, ma insomma fluido, ecco, in fase difensiva si farà un certo lavoro e in fase offensiva se ne farà un altro. Dobbiamo considerare che non potrà essere proprio ugualissimo a quello che abbiamo visto con il Verona, perché l'Udinese si schiera a 5 a centrocampo e non a 4, e non hanno, diciamo, i trequartisti tipo Caprari, Barak, ma hanno due punte, o meglio una punta vera e un Deulofeu che gli gira intorno. Come già quindi attenzione, e qua gli arriva la domanda sui diffidati. Spalletti risponde anche un po' piccato, dice sarebbe grave se qualcuno dei miei giocatori pensasse che questa partita è meno importante delle altre e quindi uno si mantiene oppure fa la formazione, cioè non parla di lui ma parla più dei giocatori che non devono pensarla così, ed è chiaro, ma noi dobbiamo pensare all'Udinese per vincerla, per poi andare alla storia successiva. Ascoltate questo concetto, è come un livello anche di un videogioco, se tu hai 9 livelli finali, cioè devi affrontare così, se vuoi arrivare alla vera finale devi vincere tutti i 9 livelli precedenti, quindi sì, ci sono i diffidati e uno ci deve pure pensare, Spalletti ci deve pensare, ma i giocatori no, i giocatori non devono pensare così, perché se tu non vinci ad Udine contro l'Udinese, e poi la storia successiva quasi non conta, perché se perdi terreno adesso in questa zona del campionato, in questa fase del campionato, poi la fase successiva non è per l'immortalità ma è per concludere il campionato. Capite ora perché non si può parlare di finali, si parla di un percorso che ti porta alla finale, che sarà praticamente la partita con lo Spezia, vediamo a quanti punti saremo di distacco l'uno dall'altro. Capite perché non sono finali, maledizione. E poi il poter dare qualcosina di più in casa. Vedete che Spalletti, anche quando non gli fanno la domanda, lui ha degli argomenti in testa che vuole distribuire all'interno della conferenza. Spalletti è molto attento, sa tutto. Che cosa si aspetta domani? L'ho detto ora, già l'ho detto, qualcosa in più. Poi ci aggiunge il fatto della resilienza, l'ha detto anche Cioffi, la resilienza, quindi quasi un richiamino alle parole di Cioffi, la resilienza eccetera eccetera. Il VAR, domanda sul VAR, serve la fiducia, e qua Spalletti ci dà una notizia, una cosa di cui non sapevamo e di cui non si era parlato. Io ho fiducia perché Giannoccaro è venuto, ci ha fatto vedere, ci ha fatto ascoltare. Allora, Giannoccaro è un ex arbitro che si occupa del rapporto squadre Serie A, Serie B con la Lega Arbitri, con l'AI eccetera eccetera. Allora evidentemente ci sono stati degli incontri o un incontro dove gli hanno fatto vedere
sapere ai vari responsabili, ai vari rappresentanti delle squadre come funziona la sala VAR, l'assistente VAR, eccetera, eccetera. Ci sarebbe piaciuto vederne un pochino, perché a noi prima ci raccontano che non ci sono registrazioni, poi le registrazioni ci sono, poi scopriamo che se schiacciano il bottone è una cosa, se non lo schiacciano ne è un'altra. Possiamo essere protagonisti anche noi tifosi di questa cosa, o la dovete fare tutte tra di voi? È importante almeno che esista un rapporto con le squadre e che le squadre sappiano cosa succede in sala VAR, altrimenti uno protesta a caso, protesta senza motivo, e invece Spalletti dice io ho fiducia, ho visto, sono bravi, fanno le cose sue, speriamo di non dover essere, anche perché ragazzi, sì, il Torino con l'Inter, ma è penalizzato il Torino o è penalizzato il Milan che poteva scappare, o il Napoli che sta là ad inseguire la Juventus? Chi è penalizzato, il Torino oppure le altre? Chiariamoci su questa cosa qua. Dopodiché gli si chiede, scusate un pochino quando uno parla veloce, ecco perché Spalletti ci mette il suo tempo, gli si chiede di Insigne. L'ho visto bene quando è entrato nella partita precedente, l'ho visto bene nelle partitelle, eccetera eccetera. Il problema mio con Insigne è che se ne va tra 3 mesi, altro cosa insomma che ci richiama un pochino al mercato. Io non lo faccio il video su Berardi, ragazzi, non lo posso fare perché sono chiacchiere, sono voci. È come quando ho fatto il video su Muriel, vi ho detto il video di Muriel la vedo difficile, esaltiamoci, vi piacerebbe, vi posso chiedere se vi piacerebbe, ma veramente lascia il tempo che trovo, se poi se non si chiude il campionato, se non sappiamo se siamo in Champions o meno. E che parliamo di mercato? Che cosa vi dice Berardi? Berardi è chiaro che se il Napoli è in Champions gli può far piacere una soluzione del genere, ma se il Napoli non è in Champions tanto vale che rimane al Sassuolo. Capiatemi, perché comunque è così, quindi è inutile parlare di mercato in questo momento. Poi si ferma la conferenza, pubblicità. Vabbè, Napoli, mandala su YouTube, sul tuo canale. Lo vogliamo far crescere questo canale YouTube o no? E dai, e che ci vuole? Un telefonino fisso così, con un treppiedi, si manda in diretta e buonanotte. Non dovete fare editing, non dovete rispondere ai commenti, niente, me la vedo io sulla chat. Poi ci sono tutti gli amici bellini che fanno discorsi interessanti. Il Gulam, quindi non so qual è la domanda, così, insomma, ci fa capire che i senatori stanno lì e aiutano anche gli altri a tenere alta la tensione, eccetera eccetera. Colpa mia che non ho fatto giocare Gulam, ma Gulam comunque si interessa. E poi domanda interessante di Pianeta Napoli, la segnaliamo: la differenza, vincerle tutte potrebbe anche non bastare. Questa è bella sta considerazione, perché ci mancano gol, ci manca differenza reti e può essere fondamentale. Di conseguenza, ragazzi, che facciamo con Mertens? La domanda è legittima. Trovate la tazza 1920, cioè, va bene, comunque sapete dove, su fluido.net. La domanda su Mertens è legittima? Ancora una volta la risposta di Spalletti è colpa mia. Quindi è un mea culpa generale. Sappiamo con chi ce la dobbiamo prendere se le cose non vanno come devono andare, ragazzi, purtroppo è così. E io lo vedo Mertens nei corridoi che con lo sguardo ti dice sì ho capito, nel senso alla Troisi, no, ti dice io sono qui, se hai bisogno di me ci sono, e andiamo avanti a sguardi, e non lo sappiamo quanto minutaggio avrà in queste 9 avventure, in queste 9 storie finali. Lozano più vicino ad Osimhen per avere anche un pochino di roba tatticamente anche sulla destra, lo può fare e garantire un po' più di presenza accanto ad Osi. Il terzino che lo spinge, ci dice Spalletti, anche il terzino che va dentro al campo e che spinge può spingere l'esterno a stare più avanti, perché ovviamente tutto si muove di conseguenza alla catena, ma anche lì dice se non lo abbiamo fatto abbastanza è colpa mia. Quindi è la conferenza del mea culpa, è una conferenza, vediamo al volo, ma proprio senza indugio, mettiamo 11 pastori come venen, diceva Edoardo, e vutteci i pastori come van in coppa e chi se ne frega. Lo facciamo proprio al volo, ragazzi, proprio live, cambiamo la maglietta sempre con la speranza di essere azzurri, ci mettiamo Ospina qua e non c'è dubbio perché Meret non c'è. Ci mettiamo Di Lorenzo qua e non c'è dubbio, non solo perché Malquit non c'è, ma perché Di Lorenzo gioca qua e non c'è dubbio. I diffidati non ci pensiamo proprio, Spalletti non ha dubbi e credo che Spalletti voglia porsi il problema solamente se il problema si porrà.
Ricordiamo anche di cose incredibili, faccio un esempio assurdo, lontano, c'era Chiellini infortunato con la Juventus con Bonucci diffidato per 57 giornate che non veniva mai ammonito, potrebbe succedere anche a noi, che ne sai, ma Gulam è colpa mia, non lo faccio giocare, quindi Mario Rui, Koulibaly, Rachmani, Di Lorenzo, non lo so se Becker ci dicono che era stato, se verrà convocato, aspettiamo di sapere, e qua abbiamo un pochino di dubbi, io Spalletti non ce li ha, io sì, su Anghissà non ho dubbi, perché Anghissà veramente ci ha dimostrato quello che era nella sua zona. Poi qua Lobotka ma Zielinski, quindi potrebbe Zielinski aver fatto in giornata quelle cose insomma di cui avevamo bisogno. Ovviamente ci mettiamo un Lobotka eventuale, si potrebbe bissare il 4-3-3 della scorsa partita, o uno Zielinski qua, vediamo cosa succederà. Qui mi viene di immaginare Insigne e voglio anche immaginare un Lozano titolare a destra questa volta. Ovviamente c'è sempre Politano in questa zona, un ass non ci sarà, e qua ci mettiamo Osi con Mertens eventualmente, ma credo nel secondo tempo sì, c'ho questo dubbietto centrocampo e dubbietto fascia destra, che poi è un dubbio che ci portiamo appresso sempre. Petagna non c'è, Insigne qua, Elmas pronto a subentrare, insomma questo dovrebbe essere l'impianto di base. L'Udinese bene o male la conosciamo, non sarà proprio l'Udinese alla Sanfrason dell'andata dove vincemmo 4-0, dobbiamo stare molto attenti. Io ho guardato la partita con la Roma e devo dirvi che l'Udinese mi ha impressionato moltissimo, la Roma non riusciva ad arginarli e si sono mangiati un sacco di gol. Speriamo di incanalare la partita subito, approccio importante, dimostrare che qua non si passa, i punti salvezza li fate da qualche altra parte, perché noi ci stiamo giocando delle cose importanti, l'immortalità, il Vesuvio, il caffè e la lasagna. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate. Domani è complicata, domani sarà dura per me, perché il che fare, perché dobbiamo andare a lavorare addirittura di mattina e poi tutto il giorno e poi la sera, il pomeriggio e la sera, non lo so, state tuned magari sugli altri social, potrebbe succedere qualcosa all'improvviso, non lo sappiamo, e ragazzi voi mi perdonerete, poi ci sarà analisi tattica, si recuperano le live, abbiate bontà, ma la mia vita purtroppo non è che però è quell'altra, ma pure mi piace. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.